Attenzione, annuncio squalifica, l'atleta Mattia Tescari è stato squalificato per nuotata irregolare, frazione rana. Prima serie partita, primato del meeting di Andrea Toniato, 2:05 e 17. Sono alla partenza intanto per la serie 2 di staffetta 4x50 mista. In corsia 1 il Veneto Banca Montebelluna che schiera Vittoria Tomietto, Katia Cagnato, Madia Pavanna e Sara Menin. Corsia 2 l'Antares Castelfranco con Giulia Pegorin, Sara Zanonna, Aurora Dima, Alice Volpato. Corsia 3 il Mirano Nuoto con Camilla Anoè, Letizia Mamprin, Noemi Zucchetta, Nicole Dori. Corsia 4 il Città Sport Vicenza con Giorgia Damas, Micheluto, Anita Volpato, Eleonora Casarotto, Sofia Lucia Catanese. In 5 la President Bologna con Guglielmo Matilde Guglielmo, Eleonora Dall'Olio, Martina Fantuz e Brigitta Pignatelli. In 6 lo schio nuoto con Giorgia Pegoraro, Sofia Maria Pretto, Anna Fontana, Anna Vissa. In 7 3 piscine con Greta De Poli, Elettra Della Bella, Giorgia Pellanda, Anna Bellò. Intanto a metà gara dal dorso si passa alla rana con Pierandrea Matteazzi, 59-89. Attenzione a Riccardo Cervi che scaglia l'attacco in questo momento. Per Cervi l'argento ai giovanili e il bronzo ai giovanili rispettivamente nei 200 e 100. Rana si porta al comando in questo momento Riccardo Cervi, 1:36 e 71 su Pierandrea Matteazzi, 1:37 e 34, e poi Mattia Santi 1:37 e 45. Siamo alla volata finale a stile libero, sono in 3 per la medaglia d'oro, tutti affiancati. 2:05 e 17, inarrivabile il primato di Andrea Toniato. Non ci sarà primato in questa gara, ma andiamo a vedere chi incasserà la vittoria dei 200 misti maschili e va a vincere Mattia Santi per i colori dell'Antares Castelfranco. 2:06 e 87 per lui, 2:07 e 15 Riccardo Cervi. Pierandrea